Cosa è arrivato? A Roma stai portando, voglio sapere. Io sapeva la macchina per me a qualche parte, lì che la varca tu sai un assaggio, sta venendo a procurare la macchina, si chiama una scuola guida. La scuola guida te la macchina a te? Ma no, quando la scuola guida chi non ti fa fare guida? Beh, ti regala la macchina. 40 cambi, già regala la macchina. Cosa tu ami, non guarda, ci andiamo con la macchina a casa. Buonasera! Senti, non ci serve la macchina! Ma la patente, non te la patente lui! Buonasera, in cosa posso aiutarvi? No, non veramente siamo venuti perché volevamo la patente! Perché io sono scemo con la patente, però non è la patente per tutta la ciampa, cioè la prima patente, sì. Cioè in pratica... E quindi se faccio te, quindi se faccio te fa nice! No ragazzi, in poche parole funziona così. Bisogna prima fare un corso, dopo aver finito il corso bisogna fare un esame di teoria, superato l'esame di teoria si possono iniziare a fare le guide. Le persone normali fanno così, con noi tu giuro noi. Oggi sento qui tu aspetto giù. Ti giuriamo noi te tu, perché allora noi facciamo qualcosa ambressa, un corso, una cosa pola per interessare perché fa pure guida, perché voglio stare avanti. Ok ragazzi, se proprio andate così di fretta, iniziamo ad entrare dentro, vi faccio vedere l'aula, iniziamo a fare un po' di introduzione di segnali e poi dopo casomai se riesco facciamo anche qualche guida. Ragazzi, voi già conoscete qualche segnale? Io posso aprire il segnale con il capo di Sì. Ragazzi, allora iniziamo. Questo segnale lo conoscete? Questo è proprio pericolo Pericolo di zizze. Sei in terra. No ragazzi, questo è un segnale di pericolo di strada deformata o dissestata. Ci state dissestati. Che là che sulla stazione. A Fiat non ci sei? No, ci va bene. Invece ragazzi, quest'altro segnale qua lo conoscete? Chissà quando le macchine sbandano, quando Winnie è è sempre pericolo, Winnie è pure, secondo me è pericolo di trattoria buona là vicino alla pericolo di trattoria dove la gente si ubriaca. No ragazzi, questa è strada sdrucciolevole. Questa è ciucciolevole, Potrei un uccello intero. un uccello. E c'è la trattoria. È un uccello intero. Ragazzi, questo invece è un segnale di divieto. Il segnale di divieto lo distinguete dal cerchio bianco col bordo rosso. Questo è un segnale di divieto di transito ai pedoni. Hai capito? Questo è il divieto di pedone, cioè prosulinì. Io venire, non sa, ma potevamo venire senza un pollo. Se non vuole. Ragazzi, questo invece che divieto è? Chi sto saccio? Chi stai? Cammano passi in macchina che capilla bionda. Macchina ossigenata, No, fa niente. No ragazzi, questo è un divieto di transito ai veicoli che trasportano esplosivi o prodotti facilmente infiammabili. Hai capito? Tu cuociato tu non può passare. Infiammabilissimo. Passiamo adesso ai segnali di indicazione. Questo lo conoscete? Ma non niente che la fai nasa. Poi ma non tabacca! Non ha ragione c'è lui, non tabacca. No, questa è una strada senza uscita. Non te ne senso. No, scusa, perché se si esce, cazzo te la sa fare? Non te la sa fare per una strada non si esce. Chi ci fa una strada non si esce? Che fanno a fare la strada non si esce? Sogniamo che mi piace. Chi su qua, che segnale è? Cade sempre tu non puoi passare, vuoi? Perché te mi incontro, vuoi? Oh, ma non Non può passare. No, c'è la possibilità di trovare animali selvatici vaganti sulla strada. lui ignorante, non sai che figura in mezzo. Dai troppo. Può acchiappare l'animale vagante in mezzo a me. Che ha passato il medio, già sappiamo la roba di capito? Già la svagantata. E poi stanno vagando. Ok ragazzi, passiamo agli incroci. Qua chi è che passa per primo? Qua passa. Chi vai presto passa prima? Ti pigli quando mi sono su? Sì. Molto, quando faccio le sciupo. Va bene, vediamo l'ultimo segnale. Queste che strisce sono? Sto venendo a mente. Non ci mai visto? Strisciano di no, Ma strisce cazzi? no. Ne sapevo. Che sta striscino poi, guarda se sono lì. Ma sa tutto quanto? E che sta? No, guardiamo, fammi strisce, la sto lì. Tu segnale, non so, lo segnale. Allora ragazzi, sulla teoria c'è molto da ripetere.
oggi facciamo un'eccezione. Andiamo in macchina e vediamo sulla guida come andate. Allora, le cose importanti da fare appena ci si siede in macchina, lo sai quali sono? Sì, mettiamo... Oggi 10 giorni. Tommy Ritz ulati tanto. Mimmo Dani. No? No ragazzi. No, cos'è? Allora, prima di tutto bisogna mettere la cintura. Ah, questa qua. No, perché non la uso mai, questo mi capi? Messa. Ok. Lo prego. Mo. I pedali li conosci? Sì, allora, c'è frizione, frena, Stoppa. acceleratura. Ora per partire e per andare avanti Per andare avanti. dobbiamo mettere la prima. La prima. Quindi si abbassa prima. Ma io se si ne tiene, ci fa mettere a fare sta prima. brava, è inutile. Per camminare da mettere, voglio dire. Da me. Senza reggiseno. Metto prima. Basta la frizione, Basta frizione. metti la prima, Messa. togliamo il freno a mano. E chi si frena a mano? Sì. Tolto il freno a mano. Ora devi lasciare piano No, piano no. la frizione e farla camminare piano piano. Piano. Samuele, no, Samuele. Ma no. Ui, Alza. sono a pilota, sono l'auto capì però. Vai. Vai. Alza piano piano. Vai, Carolino. Piano. Mamma mia, sono in cavallo. No, che cazzo? Mi piace la macchina no, mi Ci ha chiamato una capata a poco. va bene. Ma Rocco, puttana gente. Ok, allora capito? Quando ci viene scendere a scuola guida, quando saliamo in la macchina, come partiamo, tu vieni, boom, e ci chiama una capata rete con la macchina tua. Ok, poi ci beriamo noi. Sti bastardi si hanno fatta male,